Siamo a Porto Empedocle, il consigliere comunale più eletto è una donna, Marilu Caci, con 701 voti. Fa parte della lista Città Nuova, che comunque non appoggia nessuno dei due sindaci che vanno in ballottaggio. Sì, intanto ringrazio tutti per avermi votato, per questi 701 voti, ringrazio tutti uno a uno. Sono emozionatissima, stanchissima e felicissima, non vedo l'ora di cominciare questa nuova avventura e di provare a fare qualcosa per il mio paese, cui sono tanto legata. Sono stata fuori molti anni, sono ritornata ed è qui che voglio stare, voglio continuare a vivere. Non sei la sola di Città Nuova, ricordiamo Città Nuova è la lista che ha ottenuto più voti. Sì, siamo in 4, oltre a me abbiamo Rino Lattuca, abbiamo Dario Puccio e Alfonso Scimè. L'in bocca al lupo di Città Nuova a chi va dei due sindaci? No, l'in bocca al lupo va a entrambi, perché chiunque riesca ad arrivare lassù possa effettivamente riuscire a fare qualcosa di buono. Porto Empedocle ha tanto bisogno, ci troviamo in una situazione davvero critica e speriamo in un futuro migliore. Siamo al comitato elettorale di Ida Carmina con la prima eletta nella lista Movimento 5 Stelle, sei tu, Morena Cortelli. Salve a tutti, io sono Morena Cortelli, ho 23 anni e a breve 24, studio ingegneria gestionale e informatica e ringrazio tutti i miei elettori per l'esattezza 365 persone che mi hanno dato la fiducia e che hanno creduto nel nostro progetto. Ringrazio anche tutte le persone che hanno sostenuto il Movimento 5 Stelle da parte del nostro gruppo Movimento 5 Stelle appunto. Vi aspettavate questo risultato? Sinceramente eravamo un po' increduli perché il nostro è un gruppo che è nato da pochi mesi e abbiamo fatto di tutto per portare avanti il nostro progetto. Almeno 3 i seggi scattati in consiglio comunale dalla lista Movimento 5 Stelle. La prima eletta sono stata appunto io, il secondo eletto Maurizio Bulone e il terzo eletto Salvatore Orsini.